Per la provincia di Agrigento sono stati stanziati circa 50 milioni di euro, ad affermarlo è l'onorevole Giusy Savarino nella sua qualità di Presidente della Commissione Ambiente, che afferma come continua il lavoro di ascolto del territorio, di programmazione e monitoraggio sui progetti di segnalazione delle criticità e di accelerazione dei tempi. In quarta commissione abbiamo audito il dirigente generale della Protezione Civile Ingegneri Foti e il dottore Croce per focalizzare l'attenzione su alcune criticità della regione siciliana. Per la provincia di Agrigento, nello specifico, ci siamo occupati di Porto Empedocle, del complesso Arcadia, del fiume Verdura, insieme al sindaco di Villafranca, capofila dei 7 comuni colpiti dall'alluvione dello scorso autunno e oggi presidente in commissione di Sciacca, Santo Stefano Quisquine, Eraclea Minoa, della cattedrale di Agrigento, di Licata e di Ravanusa. Sul fiume Verdura, afferma l'onorevole Savarino, stanno partendo i lavori per 5 lotti, un totale di 6 milioni e mezzo di euro, più un intervento di politura della foce di 2 milioni e mezzo di euro. Inoltre verrà messa in sicurezza la strada statale 115 che attraversa il Verdura. Su Sciacca ancora, nonostante la scarsa collaborazione degli uffici del comune, stanno partendo ben 4 interventi della protezione civile. Per quanto riguarda Santo Stefano Quisquina, col sindaco si è sottolineata l'importanza del progetto sulla reggimentazione delle acque del vallone Manirazza, Fontana Secca. La protezione civile inoltre si impegna anche a redigere il progetto esecutivo sullo studio di fattibilità del comune come priorità nel 2020. Ancora stanno partendo i lavori sulla strada statale 640, incontrata Caos, messa a rischio dall'erosione costiera per circa 4 milioni di euro, e siamo stati rassicurati sulla tempistica della gara d'appalto di altre 4 milioni di euro sulla spiaggia di Eraclea Minoa. Per quanto riguarda il comune di Ravanusa sono partiti i lavori sull'abitato est, mentre per la pulizia della foce del fiume Sasso si è già ottenuto il parere della conferenza dei servizi. In arrivo anche 20 milioni per gli interventi della messa in sicurezza della cattedrale di Agrigento, che attende solo il parere idraulico per andare in gara. Come Presidente della Commissione avete fatto tanto, ma so che ci sono parecchie iniziative in itinere. Quali? Allora, noi abbiamo già all'ordine del giorno dell'Aula la nuova legge sui rifiuti, che è una legge di riforma importante che mette ordine, darà trasparenza, toglierà 18 più 27 tra SRR e dato che servono solo a fare debiti e a creare luoghi di poca trasparenza. Saranno ridotti a 9 enti, tutti pubblici, per cui ci sarà maggiore controllo e ce lo chiede l'ANAC, ce lo chiede la Corte dei Conti, e tutte le regioni d'Italia si sono mosse in questo senso. La regione siciliana continua a mantenere un disordine e, come si sa, nel disordine c'è qualcuno che fa pesca grossa e noi questo non lo vogliamo permettere. Ecco, questa è una legge importante che è già in aula. Conto di portare in aula entro il fine mese pure questo testo della legge urbanistica, sempre con una collaborazione forte anche con i miei colleghi, al di là e a prescindere dai colori politici. Noi lavoriamo come testo base sul testo presentato dal governo Musumeci, che ha dato la spinta sia nell'un caso che nell'altro, ma cerchiamo di fare contribuire tutte le forze politiche e anche recepiamo quelli che sono i suggerimenti che possono migliorare il testo da chiunque vengano.